Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Appuntamento di oggi, lunedì 11 maggio, sui quotidiani. Oggi ampio spazio alle trattative diplomatiche tra Iran e Stati Uniti, piani e diplomazie che non si incontrano. Presidente Donald Trump che ancora va su tutte le furie perché il suo piano è stato rispedito al mittente da parte appunto dell'Iran. Poi la questione che più interna, che riguarda la politica interna, terremoto al Ministero della Cultura, un ministero che non trova pace in questi anni, un ministero che nell'ultima occasione, proprio in quest'ultima, ha visto il ministro Giuli mandare a casa tutto lo staff del suo dicastero. E ancora altre notizie che riguardano poi la questione degli antivirus, la nave che sarà messa ovviamente in quarantena con tutti i passeggeri a bordo. Ci sono anche alcuni passeggeri italiani, adesso ne parleremo. Insomma, c'è ovviamente, al di là del racconto che riguarda la nave e in questo caso i contagiati, qualcuno c'è, riguarda anche la psicosi di questo virus che ci riporta tutti un po' al Covid. E poi la violenza, le sparatorie, il Kalashnikov che sparano ancora a Palermo, continuano a sparare. Tutto questo troveremo all'interno della nostra rassegna stampa dei quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, il primo titolo di oggi: Trump-Iran, nuova rottura. Questo è il titolo principale, l'apertura del principale quotidiano italiano. Trump-Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano degli Stati Uniti per la tregua, il tycoon inaccettabile, non si sblocca dunque la crisi in Medio Oriente. Teheran pone condizioni per un accordo, ma Trump non le accetta, dicendo appunto, parlando di una proposta totalmente inaccettabile. Il regime avverte anche Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz, perché poi là insomma rimane il nodo dello stretto dei rifornimenti del petrolio che insomma deve raggiungere per il 20%, abbiamo già visto, queste sono le percentuali dell'Occidente, insomma anche l'Europa, insomma lì dice reagiremo, dice il regime. E poi c'è la questione Israele che continua ad attaccare e che non si ferma. Lo sbarco blindato dei prigionieri del virus, la nave arriva a Tenerife, tute, mascherine e paura, un francese positivo, abbiamo detto, e adesso cercheremo di capire, anche noi italiani, c'erano 4 italiani a bordo che sono stati messi in quarantena vigilata, ovviamente controlli vigilati, sono a casa, vedremo di che cosa si tratta. Gli esperti dicono non c'è paura del contagio, non è un nuovo Covid, però insomma l'allarme ovviamente è crescente. Ancora Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. Avete visto altro terremoto al Ministero della Cultura, il ministro Alessandro Giuli azzera tutto lo staff, già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro, e qui aggiungiamo noi, vicina alla sorella di Giorgia Meloni, Arianna Meloni. Ancora Garlasco tiene banco ovviamente la questione, la vicenda del delitto di Chiara Poggi con le nuove accuse a Sempio, lo troveremo su tutti i giornali. Questo è il Corriere della Sera. Vediamo adesso la prima pagina di Repubblica, eccolo qua, al centro pagina la notizia d'apertura è lo strappo di Giuli, quindi il governo che in qualche modo subisce un'altra crisi interna, azzerati i vertici dello staff, sono 2 funzionari di Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docufilm su Regeni sarebbe al centro, diciamo, delle ire del ministro, che a sua volta causa le ire di Palazzo Chigi. Il ministro dice o io o loro addirittura, quindi insomma veramente nervi tesissimi, regolamento di conti, scandali e veleni in un ministero che non trova e non riesce a trovare pace, dopo l'alternanza con il ministro San Giuliano, che lui si è dimesso, ma prima ancora si era dimesso il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, insomma un ministero che in questi anni non ha trovato insomma la pace, diciamo, e la serenità per lavorare tranquillamente per il paese. Poi antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. A Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti perché insomma all'interno c'erano passeggeri di tutte le nazionalità. E poi Garlasco, guardate anche qui la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, questo lo scrive Concita De Gregorio: sesso, sangue, a volte soldi,
che siano stati molti o pochissimi, miseria o posticcia nobiltà, soldi che mancano, soldi in eccesso, ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie, villette di periferie, villoni al mare, garage, campagne, terrazzi paradiso, politici o manovali, droga, sesso dello stupro, parente che bussa permesso a un amico di un amico, insomma è tutta la morbosità del racconto che insomma in questo caso rende e tiene Garlasco, il delitto di Garlasco, ancora al centro dei racconti, soprattutto televisivi. Poi andiamo a vedere La Stampa, che apre anche qui con diciamo, rapporti della diplomazia Iran-USA, pace in frantumi, sempre più stretto lo spiraglio dei negoziati, Netanyahu, ci sono ancora siti di arricchimento, quindi il nodo è tutto sull'uranio, la guerra continua. E poi invece il sì di Teheran al piano di Teheran, quindi il sì dell'Iran al piano americano, ma non c'è l'uranio, dunque l'ira di Trump inaccettabile, finiranno la minaccia, finiranno di ridere. Molto esplicito il titolo della Stampa sul terremoto al Ministero della Cultura, Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia 2 big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare, dicono dal partito della Premier Giorgia Meloni. Poi tante notizie, approfondimenti in pagina, analisi insomma che la Stampa non lesina in nessuna delle sue edizioni, quindi insomma un quotidiano completo come sempre che dà molti spunti di riflessione. Guardate questo, quelle ronde nere contro i clochard, ma se non lo faccio chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, l'emigrazione affini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri e clochard, osserva il padre e si ripete stupito della perquisizione. Se non ci penso io, chi? Come a dire che i giovani in questo momento, o comunque questi che si sono organizzati per fare le ronde contro gli stranieri e clochard, qui siamo a Roma, alla stazione Termini, vedono un vulnus, vedono un vuoto in quello che dovrebbe essere lo Stato, che dovrebbe dare a sua volta le risposte ai cittadini. Quindi vedete, questi sono i temi insomma, che i giornali propongono oggi. Andiamo a vedere altri quotidiani generalisti, il Messaggero, Iran e Russia tra minacce e bluff, i conflitti nel pantano, Teheran dice no al piano degli Stati Uniti, sarebbe sottomissione, Donald Trump dice non rideranno più, e l'abbiamo già visto in altri quotidiani. Vediamo la storia dell'antavirus, la crociera del virus, rimpatriati i passeggeri, in Italia nessun allarme, dentro insomma dentro il giornale troviamo gli approfondimenti. E qui c'è una foto del calciatore della Roma, Malen, Roma infinita, ieri una partita al Cardiopalma fino al 104esimo minuto, insomma si è andati oltre un bel po' rispetto al tempo diciamo, di ordinario, ci sono stati calci di rigore, una partita insomma, che si è risolta proprio all'ultimo. Andiamo a vedere ancora i quotidiani economici, il Sole 24 Ore, nell'edizione fredda del lunedì, gli italiani e la crisi, taglio delle spese più risparmio, e qui c'è appunto, si tocca con mano il disagio degli italiani in questo periodo di aumenti di costi di energia, insomma aumenti di tutto, prodotti a prezzi bassi, questa è la strategia, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia così, quindi insomma l'Italia sta pagando un prezzo altissimo di queste crisi negli ultimi anni. Andiamo a vedere un po' di quotidiani diciamo, di natura politica, eccolo qua il giornale, la bomba sulla pace. Centrodestra, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, ci prendono in giro, dice Donald Trump, ora non rideranno più. E qui le due foto, Donald Trump e Bibi Netanyahu. Il business delle coppie invece è un altro degli articoli diciamo, con il quale il giornale apre la prima pagina. Cos'è il business delle COP sulle cremazioni? A Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione dice devono chiarire, così la sinistra, scrive il giornale, quotidiano di centrodestra, fa i soldi. Andiamo a vedere Libero, il ritorno della patrimoniale, anzi il ritorno del partito del patrimoniale, l'amore della sinistra per le tasse, dal PD all'Alleanza Verdi e Sinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, cioè una gabella. E poi la psicosi virus e la crisi energetica, ecco come salvare le vacanze, questo dentro, insomma, come diciamo, postilla a questo racconto diciamo, dell'aumento delle tasse da parte della sinistra. Garlasco, vedete tutto quello che non torna, addirittura la Verità
ci riapre, apre la prima pagina sul delitto di chiaro appoggio, ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio, è un'indagine fatta male o c'è del dolo? I contatti fra esempio la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore, il tentativo di fermare l'inchiesta bis, è tutto inquietante e in realtà probabilmente sono parole da sottoscrivere perché insomma questa inchiesta va avanti da 20 anni e poi Giuli ha zerato lo staff del Ministero, il Quirinale ne sa qualcosa, scrive Paragone. Chi conosce il Ministro della Cultura, Giuli, sa benissimo che due sono le sue caratteristiche principali: non essere un cuor di leone e il fiuto nel sapere anticipare dove tira il vento, ed è forse questo che l'anticipazione del Corriere della Sera rispetto ai decreti di revoca che sarebbero partiti o sarebbero in partenza da via del Collegio Romano non ha sorpreso le stanze più importanti di via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia. Non è tanto la scelta di azzerare il suo staff, ma il peso che hanno le persone silurate da Giuli e gli scontri verbali di Giuli con le persone. Quindi questo è il tema, diciamo, politico che pone il quotidiano La Verità con la firma di Gianluigi Paragone proprio oggi. Velocemente andiamo a vedere un po' di pagine interne che riguardano appunto il virus, lo vediamo dalle pagine del Corriere della Sera. Eccolo qua: tute, mascherine, jet, sbarco blindato per i 94, positivo un francese, la Ondius, quindi la nave arriva a Tenerife, appunto un passeggero avrebbe contratto il virus, c'è paura tra i turisti e questo è il racconto, diciamo, dello sbarco. Quindi si rivedono le mascherine, scendendo, cambiando pagina, eccolo qua, il virus, dicono gli esperti, il capo degli epidemiologi, addirittura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice il virus, attenzione, è noto da decenni, non deve preoccupare, la nave alle Canarie, dice l'Olanda, è troppo lontana. Contate, dice 42 giorni, dice l'esperto, ecco, da quel giorno l'antivirus non sarà più un pericolo. Questo è diciamo l'ottimismo del funzionario, del capo degli epidemiologi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è un virus misterioso, lo sottolineo, lo conosciamo da decenni, non si trasmette facilmente da persona a persona, incrociare qualcuno in aeroporto non è considerato un contatto ravvicinato, persino in aereo, solo le file intorno al passeggero o le interazioni con gli assistenti di volo sono ad alto rischio. Se fosse stato come il Covid avremmo già avuto una pandemia molto tempo fa. Quindi questa è la rassicurazione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi eccolo qua, questa è la mappa, diciamo, dei passeggeri della nave che adesso è a Tenerife, venivano praticamente da tutto il mondo, 23 nazionalità con l'equipaggio compreso, e poi insomma tutto il racconto, insomma, di questi giorni frenetici vissuti all'interno della nave e soprattutto quali sono le paure e i pericoli. I passeggeri in volo adesso sono in isolamento fiduciario e in arrivo la circolare del Ministero alle regioni. Quindi questo è il tema che riguarda Antivirus. Noi ci fermiamo, ritorniamo subito dopo con i quotidiani regionali. Rientriamo nella seconda parte, rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, lunedì 11 maggio, cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali. Dai quotidiani regionali oggi il racconto è univoco ed è tutto un racconto di cronaca e paura su quello che sta accadendo a Palermo e non solo. Troppi giovani armati, troppi spari di Kalashnikov, in questo caso a Palermo e a Catania, troppa violenza fuori controllo. E allora leggiamo la prima pagina del giornale Sicilia, nei giorni scorsi, appunto in un giorno solo 2 omicidi a Palermo. Allora il giornale Sicilia titola: senza mezze misure allo Zen, la legge del Kalashnikov. Nel mirino 2 attività commerciali a poche ore dai colpi di pistola sul volto di un pregiudicato al CEP. Quindi vedete, grandissima violenza, le armi tengono sotto scacco periferie commercianti, non passano nemmeno 9 ore dall'omicidio violentissimo scusate, di Placido Barrile, di 34 anni, trovato a bordo della sua Smart, colpito con 5 colpi esplosi in faccia. Lo Zen torna a riassaporare il piombo e non ci è scappato il morto per miracolo, scrive il giornale di Sicilia. Pensate insomma che insomma, questa violenza non si ferma più da mesi. Quel mitra misterioso, il Kalashnikov, che collega le periferie, si indaga per comprendere se l'arma che ha terrorizzato Sferracavallo e San Lorenzo è la stessa anche in via Don Minzoni e ora allo Zen. Quindi si cerca di capire se la mano è univoca, se la mano è di un'unica banda o se c'è un conflitto tra bande. In questo caso insomma il racconto diventa ancora più violento.
Poi l'altro omicidio, il sedicenne che ha ucciso un uomo di 69 anni, omicidio De Luca a colpi di spranga, quindi con le sprangate, si sgonfia la versione del delitto di impeto e delle avanze sessuali. Il sedicenne, autore del delitto, è arrivato con l'arma, è rinchiuso in carcere, però la sua versione, appunto, che era questa qua, di un tentato approccio sessuale da parte della vittima, è stata diciamo quasi smontata, diciamo non convince gli inquirenti, e quindi diciamo ci sono molte incongruenze, è stata smontata diciamo dal racconto e dagli interrogatori. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. A centropagina troviamo un incidente mortale a Ribera, la morte di un ristoratore, eccolo qua, si chiamava Domenico Smeraglia, era in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto, nulla da fare per lui. E poi a fondo pagina, in questo boxino, troviamo notizie che riguardano Matteo Messina Denaro. Ecco, allarghiamo, le rivelazioni di un pentito, un nuovo pentito, parlano degli affari del boss, affari sull'eolico, quindi per questo il super boss Matteo Messina Denaro è stato visto in Veneto nel 2006 appunto da questo nuovo collaboratore di giustizia che appunto ha fatto il suo nome. A centropagina invece lo sport, la Serie A, insomma tutti i racconti della Serie A di spalla, eccolo qua, lo vediamo qua, ma poi quello che interessa molto il quotidiano e che ovviamente interessa anche il racconto dei siciliani è il Palermo che prepara i playoff per fare il salto di categoria, per puntare alla Serie A. Palumbe-Bani al debutto, oggi allenamento a porte aperte, domenica la prima sfida dei playoff, vedremo cosa succederà con il Palermo. Andiamo a vedere adesso la Gazzetta del Sud, vedete anche qui l'apertura, Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina, anche qui dedicata all'apertura al racket e agli omicidi a Palermo. Vige la legge del Kalashnikov, il capoluogo della Sicilia precipitato in un'inquietante spirale di violenza che riporta alle guerre degli anni '80, e questo è uno dei temi, uno dei legami anche psicologici con questa violenza dilagante. Ancora colpi di fucile e di pistole contro gli esercizi commerciali. Ieri allo Zen presa di mira anche una macelleria e una pizzeria. Poi le notizie nazionali le troviamo di spalla, nazionali e internazionali. L'Iran che risponde agli Stati Uniti, il docufilm sulle Geni che è la causa scatenante, il casus belli del repulisti del ministro all'interno del Ministero della Cultura contro lo staff, quindi il licenziamento dei vertici del suo staff. E poi ancora in basso troviamo notizie che arrivano da Messina, le amministrative, l'Arcigay fuori dalle liste, i candidati omofobi e fascisti, quindi il presidente dell'associazione dice ce ne sono, corrono con Scurria e Sciacca, quindi l'appello di Arcigay. E poi gli ambientalisti che ancora sulle amministrative chiedono un patto verde ai candidati sindaci. E ancora un'altra notizia che riguarda Messina ma che riguarda lo sport è diciamo la retrocessione del Messina che non riesce a superare i play-out. Messina tocca il punto più basso, a Ragusa retrocede in eccellenza, enorme amarezza dei tifosi, determinanti gli errori della proprietà. C'è una notizia di servizio che troviamo anche in prima pagina qui sul quotidiano: i collegamenti con le isole minori aumenteranno diciamo di prezzo dal 15 maggio, le tariffe di interesse ministeriale cresceranno, pensate, fino al 50%, quindi aumenti dal 30%, vedete, al 50% rispetto agli attuali. Restano fuori le corse per le Pelagie, quindi Lampedusa e Linosa. Questo è il Giornale di Messina, la Gazzetta del Sud. Entriamo dentro per vedere appunto questa notizia che riguarda i collegamenti e la stangata sulle corse ministeriali. Si annunciano conseguenze dirompenti a carico di turisti e pendolari. Adesso è logico attendersi insomma le reazioni dei sindacati, delle associazioni, che ovviamente non faranno passare in silenzio questo aumento. Nel frattempo si registrano le reazioni politiche, una
una deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, commentando l'incremento, dice: ancora una volta si scaricano sui cittadini inefficienza e ritardi amministrativi, mentre il governo regionale continua a restare immobili davanti al progressivo smantellamento del diritto di continuità territoriale. Una denuncia che va avanti ovviamente da mesi. Andiamo a vedere, cambiamo quotidiano, la prima pagina della Sicilia, tutte notizie nazionali e internazionali. Leggiamo solo quelle che riguardano la Sicilia. Giovani violenti, quindi le sparatorie tra Palermo e anche Catania, come vedremo tra un po', parla la criminologa Roberta Abruzzone. Oggi i giovani sono senza più punti di riferimento, poi cani sciolti girano armati, rissa e spari fuori da un locale a Catania, quindi non solo a Palermo ma anche a Catania. A centropagina la fotonotizia ovviamente dedicata all'antivirus, eccola qua. Odissea finita perché la nave approda a Tenerife. C'è una notizia di sport che interessa a Cireale e Messina, entrambe retrocedono, perdono la categoria, sconfitte appunto in questa domenica da ricordare negativamente appunto per queste due piazze storiche del calcio siciliano. Entriamo dentro il giornale, eccolo qua, a Catania, quindi che cosa è successo? Colpi di pistola davanti a un locale di Catania, ferito un extracomunitario, si scontrano, anzi uno straniero, si scontrano tra bande italiani, appunto un gruppo di stranieri, qualcuno tira fuori la pistola, viene ferito uno di questi giovani, insomma lì diciamo, si apre il dibattito appunto sulla questione delle armi troppo presenti nelle città. Ma qui c'è un altro punto, gli inquirenti dicono che sono proprio i ragazzi dei clan che girano armati. Nei quartieri ci sono covi di arsenali micidiali, addirittura per risparmiare c'è chi acquista le pistole a salve modificate, quindi sparatorie e pestaggi. Dove si comprano le armi si comprano nel dark web, appunto si trovano mitra e Kalashnikov, quindi giovani pistoleri, dice l'Abruzzone che è una criminologa, non hanno riferimenti, in qualche modo questa è la lettura. E allora andiamo a vedere proprio la questione che riguarda Catania, che troviamo all'interno delle pagine della città, la rissa, gli spari, panico fuori dal locale, un proiettile colpisce a una gamba un 27enne, succede tutto in via Zolfatai, la lite è scoppiata appunto fra i due gruppi, il ferito si trova a San Marco, ma appunto è un racconto di violenza dilagante. È successo un altro episodio tempo fa fuori davanti al locale in via Scuto Costarelli, davanti a una discoteca, quella volta però fu diverso, ci scappò addirittura un morto ammazzato, sottolinea il pezzo della collega Laura Di Stefano sul quotidiano La Sicilia Oggi. Poi andiamo a vedere i Kalashnikov, ancora protagonisti, guardate qui, protagonisti di una corsa clandestina, guardate la foto, oltre ai cavalli ci sono appunto i Kalashnikov, quindi corsa clandestina di cavalli con Kalashnikov, il video della competizione nelle campagne calatine, quindi a Palagonia, è diventato virale sul web, postato e denunciato da un ambientalista che lo ha immediatamente condiviso sui suoi canali social, quindi questo è, diciamo, la fotografia attuale che sta vivendo la città. E poi ancora guardate, sempre i cavalli protagonisti nelle stalle illegali, costretti a trainare i calessi, blitz appunto in due stalle a San Cristoforo. Vediamo sempre la prima pagina della Sicilia di Catania, nel tomo di Catania, perché ieri è stata una bella giornata di festa per Catania, perché si è svolta la 18ª corsa camminata Corri Catania, 24.000 partecipanti, guardate qui, questo è un frame di una giornata molto partecipata, viene presa d'assalto dal popolo delle magliette bianche, l'evento ha raccolto fondi per l'ambulatorio Timmi del Garibaldi di Catania. Altre notizie che trovate nelle pagine all'interno del tomo di Catania, riguardano ovviamente tutta la provincia, tante curiosità. E quindi questo è Catania. Andiamo a vedere invece la stessa pagina di Palermo, la stessa diciamo, il tomo, in questo caso di Palermo, con qualche spiegazione in più, qualche approfondimento in più sugli omicidi degli ultimi giorni, droga e regolamento di conti, il filo tra CEP e via Montalbo, il delitto di via Buonpensiero non convince la versione del sedicenne. Quindi qui stiamo parlando di tre casi diciamo distinti uno dall'altro, ma che sembrano legati in qualche modo da un unico filo conduttore. E poi, come abbiamo visto, assalto allo Zen, vetrate distrutte con i Kalashnikov.
il commento sui social di tanti utenti che stanno vivendo quest'aria molto pesante sia a Palermo sia a Catania, dicono in tanti sembrano gli anni '80, ci sono troppe armi in giro, tempi bui che riportano alla mente le guerre di mafia degli anni '80 dal punto di vista degli effetti tragici degli agguati. La paura corre tra i social ed è palpabile, troppa gente a disposizione un'arma, impossibile fidarsi o affrontare discussioni, il rischio è troppo alto. Quindi insomma colpisce anche la sfera sociologica questo aspetto, perché appunto in molti preferiscono diciamo, non neanche più relazionarsi con, diciamo, nemmeno scontrarsi dialetticamente, perché diciamo, la discussione potrebbe generare addirittura fino ad arrivare alle armi, visto che c'è una diffusione così ampia. Noi ci fermiamo su questa notizia, la nostra rassegna stampa finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, appuntamento ovviamente a domani. Grazie, buon proseguimento e buon inizio di settimana a tutti.